La sala del Multiplex Prato di Nuoro era piena sabato scorso per la prima di Bentu, il nuovo film di Salvatore Mereu, nella città in cui il regista dorgalese vive da tempo. E alla fine della proiezione del lungometraggio, presentato nelle giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio della critica indipendente, il pubblico ha avuto modo di incontrare anche il regista, in tour in questi giorni nelle sale della Sardegna. Prodotto da Via col Vento assieme al CELCAM dell'Università di Cagliari e coprodotto dall'ISRE, Bentu è una riflessione quanto mai attuale sulla necessità del rispetto dei tempi della natura e sulle conseguenze nefaste del volere tutto e subito. Nella storia di questo contadino della Trecenta ci ho visto molto del nostro mondo e del nostro rapporto con la natura che si è completamente capovolto rispetto a come c'era stata consegnata, e quindi io invito chiunque a vederlo proprio per questa ragione. Presente al momento in 8 sale nell'isola, Bentu è stato lo scorso fine settimana il film più visto in Sardegna, un'opera dai tratti essenziali che rappresenta un distillato delle tematiche care a Mereu. Io credo che tornino molti elementi dei miei film precedenti, intanto questo conflitto che c'è tra mondo moderno e molto antico, che in Sardegna si sente molto. C'è dei miei film precedenti il ricorso ad attori non professionisti, c'è l'uso della lingua sicuramente, e poi c'è un lavoro sul paesaggio, sull'ambiente. A impreziosire il film è la scelta felice dei protagonisti, a interpretare il vecchio Raffaele Peppe Ducuccu, l'ex bambino di Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta, nei panni di Angelino il giovanissimo Giovanni Porcu. Abbiamo trovato a Ollastra, un paese dell'Oristanese, era uno dei pochi che parlava il sardo, ma a colpirci è stata soprattutto la sua naturalezza e questo suo viso un po' antico, insomma, che poi il ruolo richiedeva.